ti sta a divertire un po' troppo, frate. Giovanni, ma lo sai che in Giappone mangiano i cani? Se per questo in Italia vogliono togliere la carne di cavallo. Carne di cavallo? Mamma mia ragazzi, mi è venuta voglia di andare a mangiare carne di cavallo. Ragazzi, ho avuto un'idea. Adesso ci cambiamo, una doccia e andiamo tutti in via Plebiscito a mangiare la carne di cavallo. Per me va bene, io conosco un posto top. Perfetto. Andiamo. Ah, questa è Playa Bonita. In occasione del 20° anniversario del 100°, vi sfidiamo con un gioco. Se indovinerete cosa c'è dentro la shopper, ve la regaleremo. Andiamo! Deve indovinare cosa c'è qua dentro e vince questa busta del 100°. È un po' difficile. Tocchiamo. Chi? Ah, si può Qua toccare? dentro, certo. In occasione del 20° anniversario del 100°, le faccio toccare una cosa e deve indovinare che cosa c'è dentro. E vince una shoppers del 100°. Brioscine. Che è morto. Basta che non guarda. No, non guarda. Facciamo da dentro. Allora. Da dentro. Ah? Vuoi tagliare? No. Io lo voglio fare. Lo può toccare dentro, va. Ti posso toccare. Certo. Come si chiamano? Lei lo sa. Cavolo, le brioscine. Quali? Allora, sono brioscine. E non mi ricordo perché sono quelle piccoline tipo. Mutanne. No, come? Chissà. Come Ne dico un altro, dai. Plum cake. Plum cake. La pronuncia com'è? Plum cake. Oh, io non sono in Ragazzi, usciamo e vediamo cosa c'è dentro. Vai. Lo prenda lei. E almeno vince plum cake. E the winner is. Grande. Ne mangia una. Sento, se c'è qualche panettone diventavo caniglia. Il panettone? Brioche. Che tipo di brioche? Brioche tronchetto. In occasione del 20° anniversario del 100°, le posso regalare questa busta. Qualora indovinasse cosa c'è dentro. Senza toccare? Può toccare e non guardare però. Anche da dentro, Anche da dentro, ma per me saranno grissini. Esce, riesca. Grissini torinesi. Riesca. Che su? Passo bene, no? Oggi mangio. No, è vero, io non l'ho visto perché la signorina si è girata. No, Ma come non fate lo posso indovinare? dire. No, Come fate a indovinare torinesi? E chissà, perché io mangio torinese? Vi faccio vedere? Dato che ha indovinato cosa ci fosse dentro. Questa busta del 100°. In occasione del 20° 100° anniversario. Grande, eh? Mucca, Rusi. E ora le regalo una Grazie busta. per tutti. Ciao, grazie. Salutiamo il 100° e Playa Bonita. Playa Bonita, grazie e buon divertimento a tutti. Buona estate. Ciao ragazzi. Salutiamo a Playa Bonita e al 100°, ringraziamolo. Ciao ragazzi, alla prossima. Complimenti alla signora. Iole. Grazie sempre, Playa Bonita. A facci dei miriusi, Catalino dei Puttusi. Sempre. Ciao. Qual è la cosa che è cambiata di più nel costo della vita? La cosa più evidente è la benzina, quindi il gasolio delle auto, questa è la prima cosa che appare subito lampante. E poi anche al supermercato, quando uno fa la spesa, vede che il carrello è enormemente aumentato. Ma che ti posso dire? Io mi devo godere qui, relax, non pago nulla. La prima cosa, acqua cristallina. I ragazzi non so fino a che punto capiscono. Io oggi sto godendo il mio relax. Qual è la cosa che è cambiata di più nel costo della vita? L'euro ha cambiato totalmente tutto. Oggi è venuto qui in spiaggia a prendere un po' di sole, un po' di mare. Sì, io vengo spesso perché credo che il sole e l'aria di mare sia l'ideale per disintossicarsi. E questa è una cosa bellissima. Giustamente lanciamo un messaggio bello, dice sole e mare. L'ideale per disintossicarsi e stare meglio in salute. Quindi da quando è arrivato l'euro tutto è aumentato, tutto è cambiato. Sì, non ci stiamo regolando più. Però cerchiamo di difenderci in qualche modo. Sì. Forse noi siciliani ancora possiamo difendere. Noi ci adattiamo, cerchiamo sempre l'innovazione. Come l'altro giorno ho visto su TikTok c'era un signore che
si era adattato con una bicicletta e un avvitatore e faceva camminare la bicicletta con l'avvitatore. Giustamente bisogna trovare mezzi ecologici. Sì, per cercare di affrontare il caro benzina. Giustamente, quindi ormai dice non c'è solo. Diciamo che il signore ha creato una bici elettrica. Sì. È l'ideale. L'ideale, con la mia piccola sdraietta, il mio cappellino. Che vuoi di più? Ragazzi, qua dobbiamo lanciare il messaggio del buona estate. Allora, secondo me sia fare la spesa, quindi le cose al supermercato, Ormai quando uno entra al supermercato si spaventa. che le vacanze in Sicilia. Sono sempre state care, però ad oggi conviene di più andare fuori dall'Italia, che proprio la Sicilia e la Sardegna sono quelle più costose. Cos'è cambiato di più nel costo della vita oggi? Ma sicuramente tutto adesso è più caro. Siamo in estate, quindi sicuramente il viaggio estivo è quello che ci vuole durante le ferie soprattutto. Diciamo che in estate lo sentiamo di più questo costo che è aumentato, no? Sicuramente sì, infatti fare le vacanze fuori ormai è diventato difficile e quindi ci godiamo la nostra Sicilia, no? Restiamo qua. Restiamo Dice tanto qua. abbiamo tutto, no? Infatti non ci manca niente, quindi va bene così. Ma tu cosa fai per le vacanze estive? Cioè, cosa fai di solito? Allora, quest'anno ad esempio vado in Spagna. Però vai fuori. la settimana me la faccio lo stesso qua, magari nelle zone di Noto, ma perché ho la comodità di avere un appoggio, quindi una casa già non paghi, esatto. Cioè, per Quindi quello. diciamo che possiamo farci delle vacanze un po' low cost. Sì. Insomma, è aumentato tutto. Ma allora, senti, con questo carburante così caro, che si fa per risolvere il problema? Dice, si paga lo stesso la benzina oppure si cercano mezzi alternativi? L'unico mezzo alternativo può essere andare al cavallo, ormai a lavorare. Bicicletta. Esatto. Ma cos'è aumentato nel costo della vita per te? Come ha detto lei, la spesa, le sigarette. Le sigarette. Quello è fondamentale. Gli stipendi sono sempre uguali, purtroppo ahimè. E dovrebbero invece un po' aumentare. Se aumenta la vita, aumentano gli stipendi. Male, dovrebbe essere equo. E basta. Senti, ma hai fatto già il bagno, primo giorno di mare? Certo. E com'è l'acqua? Bella, fredda. Ma cos'è cambiato di più nel costo della vita oggi? Penso in generale un po' tutto. Principalmente sì, quello che fa ormai timore a tutti è il carburante. È l'unica cosa che serve a tutti per andare a lavorare, per andare a fare la spesa, per uscire semplicemente, ed è la cosa che più fa timore a tutti, specialmente ultimamente. Poi sicuramente sì, semplicemente andare a fare la spesa, semplicemente andarsi a prendere qualcosa con gli amici. Senti, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao raga, buona estate. Cosa? Ciao a tutti. Un buona estate agli amici di Playa Bonita. Tanti saluti, godetevi il mare, che la Sicilia è meravigliosa. Playa Bonita. Ciao Playa Bonita da Emanuele. Vi saluto a tutti e buona estate. Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Ciao. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao. Insieme, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao. Vorresti creare la tua identità digitale online, ma credi che la procedura sia troppo lunga e complicata? Ti sbagli, perché con Flazio Domains bastano pochi click e pochi minuti per avere la tua identità digitale online completamente sicura. Flazio è alla portata di tutti, permette di accedere ai servizi online principali in maniera non solo sicura, ma anche rapida. E quindi sono curiosa di scoprire, se potessero i catanesi dedicare un dominio online al proprio ex, quale sarebbe? Andiamo a vedere. Flazio Domains è un sito online che permette di acquistare un dominio, cioè il tuo sito internet, la tua identità online in pochi minuti. Ok. Se tu potessi dare al tuo ex un dominio online che sia www.it, cosa gli daresti? Come chiameresti il suo dominio, la sua identità digitale? Oddio. Oddio, narcisista.it. Perfetto, vediamo se... Narcisismo sia la parola giusta. Perché... Non lo conosco, però mi fido di te. Ti voglio bene, davvero, non... Ti vogliamo bene, però dobbiamo vedere se su Flazio Domains esiste questa identità, se è già stata acquistata da qualcuno. Sicuramente, secondo me da tanti. È un sito che permette di acquistare la tua identità online, creare il tuo sito web in pochi minuti. Se tu potessi dare un'identità digitale con Flazio, quindi creare un sito web per il tuo ex, come lo chiameresti? TSO, subito.
Se voi poteste acquistare un sito web per il vostro ex. Per il nostro Ex. www. Quale sarebbe il dominio digitale del vostro ex fidanzato? Vai. www.tsosubito.it. Vediamo se su Flazio Domains esiste questo dominio bellissimo. Mi piace. Eventualmente lo compro io perché è bello. Bellissimo. Scusa, cosa è successo ad Ibiza? No, nulla, però a lui piaceva molto questa Isola. Esatto. E quindi l'abbiamo mandato a quel paese. No. Non è diventato ex per questo, no? Però assolutamente no. Vediamo se www.ibiza.it è disponibile o è già stato acquistato su Flazio. Vai. Vediamo. Dominio per il tuo ex. No, io non lo so. Mi piace il mare. Ho il mio fidanzato qua di fronte, capito? Siamo un po' allora messi sotto capito, pressione. mi ascolta. www.ilmaremirilassa.it. Vediamo se su Flazio Domains è disponibile o no. Dominio per il tuo ex fidanzato. www.sonunapianta.it. Sono una pianta. Perché una pianta? Perché era molto una pianta. Non mi è chiaro. Sono curiosa, perché una pianta? Che non parlava, non scherzava. Pianta. Ma quindi era inutile praticamente. No, dai, poverino, però va bene, non parla. Poco socievole. Vediamo se è disponibile questo dominio. Oggi è il momento delle confessioni, tutti ne hanno uno ma nessuno vuole parlarne e invece andremo a scoprire proprio oggi i guilty pleasure di tutte le persone che incontreremo. Quel piacere proibito di cui magari uno si vergogna purché sia qualcosa di innocente. Lei ne ha uno? La Nutella. Sì, perché diciamo andando in palestra, però poi c'è sempre quella voglia, soprattutto la sera dopo cena, e cerco di evitare. Infatti per evitare non la compro. Signora, noi abbiamo un guilty pleasure. Sì, la salsiccia cruda. Da quanto tempo lei mangia la salsiccia cruda? Chi le ha insegnato a fare questa cosa? Che comunque è una cosa tipica siciliana. Da piccola mi piaceva sempre la salsiccia. Quindi anche la carne cruda. Ma il mio difetto più grande è che penso di riuscire a fare tutto in 10 minuti. Ma in realtà poi ci metto ore, quindi procrastino e magari arrivo a lavorare alle 2 di notte invece l'avrei potuto fare alle 10 del mattino. E nonostante tu lo sappia continui a fare sempre questa azione. Ogni giorno, sempre. Un piacere proibito a tutti gli effetti, da mangiare a cucchiaiate. È mai successo? Sì, ha voglia, se no è inzuppare i biscotti anche dentro il barattolo. E quindi per evitare che questo piacere si realizzi, non le compro. non compriamo niente perché noi dobbiamo essere fit per quest'estate. Certo, già siamo anche in ritardo. Un guilty pleasure, quindi un qualcosa che a lei piace fare tantissimo ma che forse dovrebbe un po' evitare. Qual è? Mangiare il pane con la pasta. Carboidrati su carboidrati. Sì, buonissimi. Più la cipolla nel mezzo perché ci sta sempre, ovunque, anche nel gelato. Secondo me dovrebbero inventare un gelato con la cipolla. Ma lo sai che forse esiste? Ma sì. Mi sembra di averlo visto a Tropea, mi sa che dobbiamo andare assieme perché io amo la cipolla cruda. Adoro, buonissima anche cruda, stupenda. Ho trovato la mia compagna, che ne dice? Quest'estate andiamo assieme a Tropea, quindi. Andiamo immediatamente assieme a Tropea, ma da sole però, senza figli, basta. Senza figli, senza uomini, sole noi due a mangiare questo gelato. Perfetto, perfettissimo. Forse il dormire, l'essere pigro e quindi il perdermi poi, non lo so, determinate anche occasioni se vogliamo, perché dormire viene prima di tutto. Anche la carne cruda, ma quindi non. Le vorrei fare una domanda. Io da piccola ho assaggiato la salsiccia cruda, però poi è stata mia nonna a farmela provare. Ma poi mia mamma mi disse non farlo più perché ti viene il mal di pancia. Ma è vero? Non è vero. Non vengono né vermi né mal di pancia. Fino adesso sono qui.
Allora mi sono persa io questa cosa, dovrebbe diventare il mio guilty pleasure a questo punto. È mai capitato qualcosa, un episodio che ti ha fatto pentire appunto di aver fatto tutto così con calma? Sì. Oh, cavolo, se solo... Sì, allora io realizzo ricami. Una volta dovevo consegnare un ordine di 50 cappelli, io pensavo di farlo in un giorno. Sì, ho passato la notte in bianco. Su per giù quante ore al giorno dormi? Per essere riposato, per essere pronto al lavoro, a fare tutto ciò che ti piace fare, di quante ore di sonno hai bisogno? Io anche sulle 10 tranquillamente. Amore, tu hai un piacere proibito, una cosa che la mamma ti dice sempre non devi fare, ma a te piace fare e fai sempre. Che cos'è? Quando mi dice di fare la doccia, ma io non la faccio perché voglio stare a giocare alla Play. Ah, e quindi la mamma ti dice vai a fare la doccia e tu no? No, gli dico di no, perché mi annoio. Ma qualche volta ti ha messo in punizione per questa cosa? Sì, una volta sì. Ha ragione la mamma, tu devi andare a fare la doccia, se no puzzi. È vero, ma io voglio giocare. È un guilty pleasure. Un saluto a Playa Bonito. Un saluto a Playa Bonita. LOL e XD, forme primitive delle emoji. E qual è il tuo preferito e quello più usato? Andiamolo a scoprire. Qual è la tua emoji preferita? Il cuore rosa. Perché? Perché il mio colore preferito è il rosa, quindi qualsiasi cosa di rosa a me piace. A cosa pensi quando lo usi? Poi cose belle tipo Barbie, perché comunque vedi io sono bionda, quindi Barbie, capito? Quante volte lo usi ogni giorno? Allora, non spesso perché in realtà è il cuore che ho con una mia amica, però mi piacerebbe usarlo, però è legato a quel significato là. Qual è la tua emoji preferita? Direi o il gorilla o una sirena che balla, qualcosa del genere, sì, te lo giuro. Ma perché? Non ha nessun significato. Ma tu come le trovate queste emoji? Ci sono veramente? Ho tanto tempo libero ed mi sembra un buon modo per usare il mio tempo. Quindi ancora non lo usi? No, lo uso con lei, tipo se ci scriviamo buongiorno le mando buongiorno con cuore rosa. Ma perché quello rosa e non quello rosso, per esempio? Perché te l'ho detto, è il mio colore preferito, lei è la mia amica stretta, quindi il cuore rosa, capito? Qual è quello che odi di più? Allora, no, in realtà odio nessuno, però quello che forse mi piace meno è il cuore giallo. Qual è la emoji che usi di più? Il cuore rosso. No, ho capito, rosa di nuovo. No, il cuore rosso perché lo mando ai miei amici. Anche se in realtà non mi andrebbe di mandarlo, così loro pensano che io non sono incazzata con loro. Quindi tu lo mandi soltanto per rassicurare gli altri, perché lo faccio pure io. Capito? Ma perché questi colori? Giallo e rosa, quindi? Il giallo non mi piace. Perché, è brutto come colore, così. Me. Sì. Il rosa è bello. Il rosa è bello. Ti rappresenta? Certo, non lo vedi, sono bionda. Quindi sei Barbie? Certo, ovvio. E cosa pensi quando mandi questo emoji? Così pensano che non sono incazzata. E loro quale ti mandano invece? Il cuore pure per ricambiare. C'è una cosa che uno fa per dire ok, va. Una cosa così ci siamo, va. Sì. Per accontentarlo, va? Sì. E per cosa le usi queste emoji? Per dire qualsiasi cazzata che mi passa per la mente. Tipo buongiorno sirena. Sì, salve professore, emoji del gorilla. E funziona? No. Neanche con le ragazze quindi? Mai, però è tremendamente divertente. Ma perché è così divertente? Cioè sì, è... Non ha nessun significato, proprio è divertente. Poi c'è la gente che sta al gioco e continua a mandare emoji senza alcun significato. Vorrei vedere le tue chat allora. No, meglio di no. Ce n'è una che odi invece? L'ok, cioè il pollice in su. Il pollice in su, siamo qua. Inutile. Come il 2 di coppe quando la briscola ai bastoni, ragazzi. È tipo per farti seccare, ma quando tu mandi il pollice. Cioè, solo il visualizzato puoi avere da me se mi mandi il pollice, onestamente, va? Più odiata? Il bacetto. Oppure il pollice in su. Il pollice in su. E siamo già a 2. Tu lo usi? Sì. Le ragazze che parlano con te? Le ragazze che parlano con me? No, quasi mai. Quasi mai devo dire. Se te lo mandassero, quella sarebbe la tua reazione? Gorilla o sirena che balla? Sei rimasto coerente. Funziona. Un bacio Playa Bonita. Un saluto a Playa Bonita. Ciao. E un messaggio a Playa Bonita. E che cosa gli devo dire? Vabbè, non mandate il pollice, mandate i cuori. Buona estate. Buona estate. Bevete, divertitevi. Fate cose, divertitevi, va.
Salutiamo Playa Bonita e lanciamo un messaggio. Un grande saluto e viva l'alcol. E la sirena e il gorilla. La sirena e il gorilla. Usatele, ragazzi. Forza giuria attiva. Messaggi o chiamate? Chiamate o messaggi? Amici di Playa Bonita, questa sera andiamo a scoprire, o meglio, andiamo a chiedere ai ragazzi se loro preferiscono mandare messaggi o chiamate. Andiamo insieme. Senti, ma tu preferisci il messaggio o la chiamata? Chiamata. Chiamata, è più diretta? Sì. Perché se chiami cosa dici? Come? Tutto a posto? Piuttosto che il messaggio che poi perdi tempo in chiamata. Giustamente. No, perché di solito qualcuno preferisce al contrario, più il messaggio che la chiamata. Tu invece sei un po' vecchio stampo. Ma sì, se voglio una cosa in chiamata mi sbrigo subito, cioè ora. Messaggio poi finisce che veramente o cazzeggio perdo tempo. Quindi, senti, ma tu preferisci il messaggio o la chiamata? La chiamata. Quindi di diretta? Sì, sicuramente più diretto del messaggio, si capisce il tono della voce, cosa si vuole intendere. Dipende cosa devi dire, no? Questo sì, sicuramente, però Devi litigare con qualcuno? No, chiamata. Sempre chiamata. Più diretto. Bello, così lo chiami e cosa gli dici? Dipende che cosa è successo. Il messaggio. La chiamata lo sai perché mi secco, è troppo lungo, nel frattempo magari io sono in giro per casa. Il messaggio così ascolto e posso fare di tutto. Puoi anche non rispondere. Esatto. Oppure lo posso visualizzare, posso rispondere dopo. Puoi dire che stavi dormendo e quindi che non l'hai visto? Sì. Messaggio o chiamata? Incontro dal vivo. Ecco, direttamente la terza opzione, incontro dal vivo. Quindi tu non mandi né il messaggio né la chiamata. No, mi ci presento sotto casa direttamente. Direttamente, così vai al diretto, dice perché perdere tempo? Esatto, no, le cose si dicono così, subito, nello sbrigativo. Invece la chiamata per forza ci devo rispondere. Perché per forza devi dare una risposta? Sì, perché se ad esempio poi li stacco loro vedono la notifica, no? È brutto. È un problemone. Bruttissimo. Senti, messaggio o chiamata? Io chiamata perché i messaggi rendono la conversazione noiosa, poi se la ragazza o tu stesso non rispondi la conversazione muore. Invece con la chiamata si crea una situazione in cui riesci, diciamo, a mantenere la cosa viva, divertente, riesci, diciamo, a orientarti con il tuo istinto nella conversazione. Vabbè, diverti, va. Lui ha le idee chiare, proprio da conquistatore da chiamate. Quando ricevi un messaggio, qualcuno che usa solo i messaggi, ti parte l'embolo? Sì, sicuramente sì, perché non si capisce cosa si vuole intendere, magari molte volte si fraintende il messaggio, quindi... Se dovessi mai chiamare la tua fidanzata, cosa gli diresti? Dipende, cosa gli devo chiedere? Dipende quello che gli Che cosa devo fare? Dipende dal contesto, no? E il contesto qual è? Il contesto può essere che le devi chiedere di uscire insieme. Ma che fa? Che vuoi fare stasera? Usciamo, andiamo a mangiare qualcosa? E con la chiamata è diretta. Infatti. Subito il messaggio poi mi dice, no, non lo so, può essere, però guarda c'è lui, poi... Invece così la freghi e la becchi su. Infatti. E i messaggi vocali per te che invece che ci vai diretto sotto casa? I messaggi vocali sono più apprezzati dei messaggi o meno della chiamata? Messaggio o chiamata? No, io invece sono da messaggio. Chiamata, poi troppe chiamate diventano noiose perché poi uno non ha più di cosa parlare. Invece con i messaggi c'è quel piccolo tempo che passa e quindi è meglio secondo me. Tempo di pensare per poter avere subito la risposta. Poi anche con la chiamata puoi fare finta di non sentirla. Stessa cosa con i messaggi, se hai il visualizzato staccato puoi fare finta di non vederlo. Insomma, ci sono varie strategie. Va bene ragazzi, ci siamo fatti un'idea chiara, 3 modalità diverse. Qual è il limite massimo per ascoltare un messaggio vocale? 14 e 37 millesimi. Fantastico, quindi meno dei 15 secondi. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Tutti insieme? Tutti insieme. Ok, 1, 2, 3. Ciao Playa Bonita! Senti, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao a tutti. Vabbè, ragazzi, insieme un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao. Ciao, saluto anche i miei amici Enrico Boso, Corteggiani Francesco che mi hanno supportato in questa intervista e grazie a tutti. La formula della felicità? Forse non esiste. O forse è solo un tramonto vista mare condiviso con le persone giuste. Oggi abbiamo cercato la leggerezza tra i vostri pensieri e l'abbiamo trovata. Playa Bonita spegne il microfono per oggi, ma la musica continua. Alla prossima puntata.